guardo un po' il mare, guardo un po' di orizzonte per vedere dove andrà a finire questo paese qua. Non lo so, vedo delle cose che non so neanche come interpretare, perché siamo nella metafisica. Ormai una legge elettorale fatta da un pregiudicato condannato insieme a una specie di cartone animato, e Verdini. Ora, come si fa a pensare di fare una legge elettorale fatta da Verdini e da Berlusconi? Ma è pazzesco. Verdini, se andate su Wikipedia, c'ha 20 righe di incriminazioni, di processi in corso. Io non so se sarà condannato o meno, ma non si affida una roba così a uno che è un massone. Ora, massoneria, essere dei massoni non è un reato, però se vogliono governare con la massoneria fondino un partito, il partito dei massoni, si fanno eleggere, prendono i voti e vanno dentro. Ho visto proprio questa incompetenza della Boldrini, proprio che non riesce a gestire, messa lì anche da Selva, che canta "Oh bella ciao" mentre stanno dando 7 miliardi e mezzo alle banche. Io, se fossi, non so come la prenderei se fossi un patriota e se avessi fatto la resistenza, sentire questo inno lì dentro, in quel momento lì. Quando fanno questi giochini da bambini scemi, questa cosa di cambiare le parole, di fare i pacchettini di democrazia, il pacchettino, allora mettere l'IMU insieme alla Banca d'Italia, o voti tutte e due o se no sei un rivoluzionario. Noi abbiamo chiesto di separare le cose, non possiamo che essere d'accordo dell'abolizione dell'IMU, anche la prima rata, non solo la seconda, ma pensare che la Banca d'Italia, che è la banca degli italiani, che deve rimanere pubblica, vada in mano, così con dei piccoli trucchi contabili, no? Si aumentano 7 miliardi e mezzo, poi fanno una public company, poi dell'azionariato diffuso e poi entreranno le banche tedesche e francesi sicuramente. Nella nostra banca si sono già svenduti le poste, si svendono l'Eni, l'acqua, il gas, la luce, la vita, e noi stiamo così, e i grillini li chiamano, i grillini lì a prendere schiaffi, e la violenza è brutta. E io dico che ha fatto malissimo la nostra del Movimento 5 Stelle, il lupo, a scagliarsi con il viso contro il dorso della mano del questore credo che sia, che partito è, non so, questo questore qua, credo che sia di Civile di Monti, no? Il partito di Monti, è quello di Civile, si chiama Iniziativa Civile, sì, vabbè, comunque non è neanche il caso di menzionarlo. Avrà avuto dei danni alla mano, mi dispiace, poverino, che ci dica che danni ha avuto, che lo risarciremo nella mano. La stampa che dice bravo, hai fatto bene, insomma veramente siamo e Napolitano dovrebbe monitare ogni tanto, era invece a monitare con la RAI per certificare chissà quale situazione. Ha detto che l'impeachment che abbiamo chiesto, giustamente, perché un uomo così non può continuare a essere il presidente degli italiani, perché il presidente fa il presidente del Consiglio, non fa il presidente della Repubblica, quindi noi abbiamo chiesto un impeachment, ma è un uomo che deve andarsene. E noi manteniamo quello che abbiamo detto, devono andare a casa tutti, a cominciare da lui, che studiava all'università in tempo di guerra, e io mi ricordo dai libri bisogna capire che uomo è, uno che diceva che il fascismo bisognerebbe esportarlo anche in Unione Sovietica, un uomo così, è un uomo che è da 60 anni e che deve andarsene a casa e sta spalleggiando qualcosa di anticostituzionale. Questa legge elettorale non è possibile pensare senza il voto di preferenza, col doppio voto, che chi vince va al ballottaggio e quelli prima, ovviamente è una legge fatta per tagliare fuori il Movimento 5 Stelle. L'ha detto anche il ministro Mauro, se l'è fatto scappare, povero Mauro, se l'è fatto scappare a porta paletta, è una legge fatta per tagliare fuori il Movimento 5 Stelle, poi si è accorto e si è sfermato, tutti gli altri hanno abbozzato un secondo, poi hanno cambiato assolutamente argomento. Quindi io cosa posso dirvi? Una legge elettorale così non l'ha fatta neanche Acerbi al tempo del fascismo, che c'era un premio di maggioranza inferiore a questo. Comunque noi affronteremo tutto, andiamo avanti, continuiamo avanti, la democrazia non c'è più, sostituita la parola democrazia con governabilità dittatura e governabilità. Dittatura è diventata governabilità, la democrazia non c'è più.
Quindi è un momento strano, noi ci siamo in mezzo, forse noi siamo gli acceleratori di qualcosa che deve diventare. Io voglio vedere un orizzonte per l'Italia e lo faremo andando in Europa e cambiando forse gli accordi, li cambieremo là, rivedremo tutta la posizione dell'Italia là. Per adesso noi ci stiamo svendendo tutto attraverso questa classe politica ed economica che va sostituita e spazzata via. Io vengo domani lì per abbracciarvi perché siete dei guerrieri meravigliosi. Grazie a tutti, arrivederci.